io ho chiesto, lo sto chiedendo anche in queste ore, mi augurerei, è un lancio forte, so che probabilmente non otterrò questo, mi augurerei che un veneto si occupasse del tema dell'autonomia. Sì, immaginavo. Guarda, me lo intesterei come un... PD o 5 Stelle? Sottoscrivo. Va bene chiunque, è chiaro che dal mio angolo visuale dico uno del Partito Democratico. Che sia un veneto il ministro degli affari regionali per le autonomie, così come era Erika Stefani, sì, anche in questo nuovo governo. Questo è il suo appello. Che ci sia un sottosegretario che si occupa di sto tema. Io voto sì. Vota sì per l'accordo col PD? Sì, perché vabbè, diciamo che il mal di pancia che avevo quando ascoltavo è giusto che ti siedi là a filo governativo. Viene da lontano, viene dal discorso della nave 18 in cui ho votato contrariamente alla maggioranza degli iscritti perché io ero a favore. Lo aveva ammesso qui a Ring, no? Quindi doveva essere processato Salvini. Io ero partito con le migliori aspettative da 14 mesi fa, immaginavo un governo che durava 5 anni in cui si sarebbe lavorato bene come si è lavorato bene, a detta del senatore Vallardi, per i primi 14 mesi. Non siamo stati noi a cambiare idea in proposito. Bloccherà la commissione o no? Ma sicuramente rispetterò i regolamenti. E nei regolamenti ci può essere anche qualche impedimento per quei provvedimenti che non sono a favore dell'agricoltura. Fino ad oggi devo dire che Centinaio aveva fatto un buon lavoro, anche grazie al sottosegretario Manzato e alla sottosegretaria Pesce dei 5 Stelle. Se arriveranno dei provvedimenti che non ci piacciono tanto, io credo che qualche difficoltà la faranno.